suo pare andava di notte e lavorava in sia campi che aveva e di giorno andava a scuola. Andava a fare spassin tutto perché ha fatto a casa, comprare un po' di terra per pagare i debiti. Mia mamma e un po' di notte andava a arare e dopo a mattina andava a lavorare, a fare spassini e dopo che un servitore per dopo andare sui campi per andare ai bestie. Che anno l'avevi comprata era? Chi si ricorda? Ero giovane, non mi ricordo neanche. E tu dita, ma pagava. Appena dopo la guerra? Non lo so, non so dirti. Dopo. Nel 22, nel 23? Mi penso dopo. Che dopo. Nel 28? Sarà stato no, era del 25, adesso mi ricordo. Ah sì, che io ho fatto a casa del 25. Del 25 che l'ho fatto a casa, ma a terra l'ho comprata prima, ma del 25 che l'ho fatto a sarà stato il 22. E vi si compare anche la terra? A terra, anche a terra davanti. Appena dopo la guerra praticamente. Era 2 o 4 e sia campi. Che chi era la proprietà? Nostra abbiamo comprato, ma prima di Carniato. E Carniato e poca di Carniato. E quanto avevi pagato? Oh, chi si ricorda? Sono gli ultimi 2 campi lì a pagare i cari. Gli ultimi 2 campi? 40.000 lire. 42? O 42, perché? 40. Perché era davanti il cortile e pur da averla, che non mi è nato davanti, io li ho approfittato. E noi altri siamo stati costretti a comprarla perché gli era davanti il cortile. Dopo, qui a De Betteti, mi ricordo che mi facevamo ancora, via. Pensa di queste robe qua che vai a comprare, no, ma adesso dico, e poteva comprarla con 5.000 franchi e il campo e non me ne era soldi. Ecco, non me ne era. Così è stato a casa mia. Ma tutti i 40 ragazzi da mie che già comprare i campi, e che lei a dove papà? E mi ha fatto 40 di debito. E come l'avevi fatto? Non pagare, caro. Mi andava in piazza, non te lo dico ancora, qua a Musa andava a vendere latte, qua a Musa sempre andava. Dove? Avevo sposato, il primo palto mi avevo comprato come avevo sposato. Ma e lì. È lui stesso. Avevo tolto il primo capotto da portare. Io se stai nel primo. primo. Sono un cara da militare che a 22-23 anni va a sposarmi, se no se andai via la praghetta curte, le scanci a messa di sta e d'inverno in braghette e una giacchettina. Ma io da quando andavo in piazza con la Mussa andavo via, no? In piazza. Sì. In piazza dove andavi? Andai in piazza Rinaldi. Era dove che adesso Ghesetti Vanca che a Pompetta in mezzo. Là andavo. La libertà di frutta. No, là era di verdura. Sì, la verdura insomma. Di verdura. E a frutta era qua in piazza Filippini. Filippini, la spiega cambiare. Contemporaneamente, in piazza Filippini. Sì. Frutta, come naranze. Sì, in piazza Rinaldi a verdura. E io cosa vendevi? Radici, versi, caui, trevigiani, rossi. E beh, ci guarda tanti di ghiacci. Saiata, radicetto. Che lei è ricco, era CEO io, che lei era radici trevigiani qua. Qua. No, io no, anche in casa mia sì, io di scommissiamento lì dopo tanti anni. Ho cominciato mi sono nata sui radici. Del 30. Come mai che è nata? Cioè, perché i reati che ha sempre messo di quando. Anche suo papà ha messo radici. Ma se che c'è un franco lì che c'è come si chiamava suo papà, curiosità? Mio papà? Reato Pietro. Quanti anni prima suo papà aveva scomissiato da radici? Chi lo sa, io so. Come solo? Di che anno ieri suo papà? Dell'83, mi pare che gli era. Il suo nonno piantava i radici anche sì, ancora suo nonno. Come fai a saperlo? Mio papà disea. E beh, ho conosciuto che io sono nonno. Che suo nonno piantava radici. Sì. È morto di 80 passani che sono nonno. E di che anno ieri suo nonno? Chi lo sa, non lo so. Non so se era quelli era vecchio, perché ha scommissiato.